Modas, sas bogues de esos cantadores a tenore. Su podcast de su progetto Modas. Su tempus de oe, su passadu e su tempus benidore de su canto a tenore, contados da esos cantadores e dai Bustiano Pilosu. In questa puntata Bustiano Pilosu faedda con Ziliu Manca, che vinzas da canno fu pizzinu minore, ha separato su canto a tenore con mente musica sua, imparanne prima su bassu e poi cantanne con mente mesuoghe. Ziliu non ha mai cantato in palco, ma sempre in contesto localese, con mente su zilleri, sosi spuntinoso, sal festa de sa bidda e gussa al familiarese. Ziliu Bustianu faeddan de sa moda orgolesa, de sos grandes cantatores de sa idda e de criccas importantes commente gussa da egale el bessidu su libru CD pubblicato annos faghede, che ha daugatu a pizzu sa registrazione il fattasino orgosolo da etnomusicologo so commente a Diego Carpittella e Giorgio Nataletti in sos annos chimbanta de su noigentos. Iscultate Boscommo, sa resonata de Bustiano Pilosu con Ziliu Manca. Bene agattato, Ziliu Manca. Bene zappato. Fa che piacere a roglionare in te su de su tenore in orgosolo, de commente tu sei sempre stato appassionato de tenore e appassionato finza de cultura sarda e orgolesa in generale, no? Non è solo de tenore. E fa che nos azigu su conto de commente tu sei appassionato a su tenore, chi so scompanzo, se gai. Ma a scuola non bisogna andare meda, però un'infarinata così che la posso contare dell'esperienza mia. Dai pizzini minore in pratica, sono abitato in Covile dai pizzini 13 anni e capo con lì su andavano sormando appunto a tenore. Quindi avevamo un radietto, altra cosa non depiava, e piava questo radio sopramonte, momento, trasmetteva dai numero, peso. E bombardava tenore, e da cada vita. Mi sono appassionato, non mi entravo mai in conca, in cantare uno scappo di ascoltare musica italiana, vedete? Non mi interessa. Di questa musica, manco su ballo puro, certo ballo marcato, un certo suono, però non ho una passione su ballo. Però lo tenore, gli annuali sono io tutti. E questa passione è peso, di essere dentro, e intendere questo radio sopramonte, di essere dentro di me, là, di ascoltare il tenore, e così. Poi tanto noi trovavamo a bidda, primi anni 80, e siamo dentro di bidda e provavamo tutti un panzia, e a bassa, e mi si vuole, e tutto a meso, e tutto a uno, e provando a voi, e io provando cada tipo di tinara, sul mito nostro, a suo tempo, su Ziepeddu, siamo sul mito Bicocca, anche si stavano bene, pure si stavano male pure, non siamo inquadrati tutto a estroe su Biado Bicocca, e magari si sono perduto altro valore da atterarmi su voi, viene più interessante. Però sull'obiettivo stiamo a modello Bicocca. Che tu hai poi fatto mesuoghe praticamente. Tanto prima mi agradava da fare su basso, di notte in domo, entro i vedi e tutto, che andavo una sabbiata di mamma, e per esponente basso. Arte anni sai sala che rende una cosa impressionante. Però mi abbizzava un potenziale basso quasi non biuto, e quindi a più superiore, e tanto mordire, tanto mancava a misuo, e vai a puspare un misuo, e ho dato la bicocchina, o se no non sento di piadare. E tanto mi agradava, imparavo un misuo pure, sul basso la musica accantonavo e un misuo. A misuo, però a me non fu una misuo, era imbaratura, noi non eravamo. Però la passione non troppo l'imbaravamo, e gas, però. Quindi era più superiore, se mi abbizzavo dessa inferiorità dessa misura e la mi ha mantenuta sempre amatoriale per queste occasioni destra, i spuntini e gas. E mai il mest entrare in conca di arte a parco. E vabbè, questo non è che siete obiettivo di tutto, no? No, sul parco pure è una cosa, se rappresentando una vita avete per andare su Minzos. Non siete che potete improvvisare in pizza o a fare strallalleras. E che tu ti considera il gai, però non è proprio gai, da. Eschi Donzune, scudo che gli piace de brusu, finza a bessire fuori, prova a meta. Però quindi adottavo, provavano e nesse su caso mio, pruso all'altezza dell'uomo, via.
de affrontare un pubblico e gas. Tu però vinzas in famiglia, tenias, io conosci a Tiudou, con Ioadu, a Torpè, chi staia in bidda, e fido appassionato di tenore e di poesia, meda. Infatti Se un anio, no? Se un anio manca. Torpè, Andrew Canalla, abitava in bidda, un grande cantatore. A parte, andava bene a essere roba di esos poetas, eravamo su sardos o mannos, tra cui sino il ballo, la prima volta il Nicola Pira d'inteso s'isola e sa fortuna, penso li ha pedintesa a un anno nostro, se non fa errore, pare li ha pintesa a un anno brutto la prima volta, talmente l'ha appassionato del suo grabbo, li ha intesa andare, mentre li entrava libri in mano, si l'ha diretta posta a manizzo suo, zio Nicola, e gas. Poi zio Nanio, tanto un mannui a su basso, e andato a tempo libero a fare il suo massaggio, poi ha fatto Anzino, poi dopo la guerra è entrato in un'impresa che l'ha acabata in un'impresa, andava in pensione, e a su basso, e mi andava da varias passaggi, andava a su basso, vai di piadai, su colpi fuoco dal tempo del su basso, a una certa ora di piano di munire. E tanto ne approfittava anche un panzia per il museo, tanto che li brincava a pronare sotto e sera, uno in a rischio, alle volte lo appiccava su carabinieri e gas. Però ho troppo orte sa gana di andare a Iana. E il fidavano bene a Salezze. Ci si chiama a cantare su Mantessi, e fatto in mezzo al Biddas, che non fi visto bene meda su tenore, in certo tempo. Sa poesia, specialmente una espressione magari antipolitica del suo momento, e non fu tanto visto bene puro, questi problemi. Poi che riazzungere lì, siamo alle grandi poesia, orgoglio solo assumere tu manno e ad esaltare la poesia sarda e su tenore. Tenore se ormai siamo bene a tutta la Sardegna e a tenore, in una maniera di satira. Però la poesia non fu esaltata, mentre l'ha esaltata, eravamo su solista orgoglioso. Quando piava la poesia, la piava dal comincio e la gabbava. Se io troppo longa, nell'amore di una lettera e mereu, magari che piava, che estraía, tagliava solamente anzos e la seava a gas. Però de altre poesie potevano essere dentro, in 20 minuti la cantavano completa. Ma e tu di poesia? La poesia l'ho sempre lezia, però non sono grande appassionato proprio, mi agrada intendere i poeti estemporanei, però da memorizzare poesia a salonga non lo ho indotte, via. Non ti sei mai dedicato? No, sinceramente no. Se mi nara a conoscere un tenore, un pezzo, da cada vita che lo posso tirare. Che lo sconosca se è bello che tu. All'annuale, certamente, passione puro, siamo imbezzando. Però no, devo comprendere, poi ultimamente è stato finza scambiato, vado un cambio di generazione, finza di su tenore, no? Certamente bisogna. A su tenore puro, sinceramente, un più serio a sa prima cominciata. Poi dopo magari Surilla si canta da sulestro, Surilla si canta da, io penso, a sera moderna, su a che l'abbinare un pazzecchetto a sa musica si va attuale in giro, non era molto. Esatto, la musica. Esatto, la musica italianizzata e mondializzata, no? E di che tira sul punto alto, di che tira all'allestrare. E magari sorzovano e urtatori sul tenore, sorzovano, magari aggrada a essere accelerata, magari se non ha più mantesa più statica, più seria, sul tempo siamo tutti accelerati, tutti stressati, non ci aggrada. Bene a me la notte su Antonio serio, Antonio appunto e gas, però tira da accelerato. Cioè, scambiato su gusto proprio del suo tenore. Per me, di che tira dall'accelerare. A su pubblico, tu arti a un parco, mi pare da me da terra, era su un da mezz'oretta e da surta dentro una esta, un mese austo,
è che in questo a mezz'oretta deve perdere sul massimo, quindi non puoi sbarrare andando a punto. Se ospite sta annoiato, che si annoiare, quindi la gente su andatori pure a un preso giusto si adatta. Cioè due Però è interessante a barre originalità dei sospetti e gas. No, questo già sono d'accordo. Però tu hai praticamente che in parte il David vinza da un'ala al nato da ascoltare la musica pure, che tiene il ritmo di che traina, di che tira. E ti che tira. E s'attera su palco. Cioè esigenze dei spettacoli, no? E qui cambia tutto. Si sta andando in una cantina a dire wow, siamo tutti tra un panzia. Certamente provare sul ritmo antico, su seria, sa seria, il dell'allestrare, mattora sa seria, un'arta, una bassa. Però quando sei sopra un parco che arriva su passaggio tanto de per rendere, se no non vinda d'ora di bassa sei arta. E ogni sì, la può ragionare, via. Cioè, su tenore è il diverso quando si fa. Per me è diverso, è più tecnico, è più ragionato e bada certi passaggi lo deve memorizzare in frazione di secondi. Beh, quando sei in una cantina, in un spuntino di amici, in una esta di laurea, in una esta di un sposuto o di un compleanno, di quando era un zone, certamente era silenzio, era in un bendappa botto suonando in palasa, e di lui gusta sul tenore tanto, e gusta su varietà di antica spuro. Però sul parco è sparco. Sì. Sto comprendendo, certo. E tu nammo facendo meso che preferisci a cantare, che ti piace pure come intende scommo, pure all'estrato, su tenore, gai, no? Preferisci a cantare poche serie o ballos o come ti piace più? Dunque, la disponibilità di San Mesuo e me di adesso è roba seria. Non è elastica nuda. Quindi tira da Santia, sta Santia orfa spasato sul teatro. Quando cantas tu torras torniamo in palas. E poi a Savine certo il gusto, so che siamo un mannitto, so poi a me mi aggrada su serio. Sarmesuo vinas in un'atta seguendo il stile a bicocca unico, universale. E tanto quando ti stai in metà bicocca e te va di sia ampu, secondo il parere mio, meso è tipo piallas in anima e stomasa. Hai la vandelidare questo di affinare a sa bicocchina, no? E magari un bello strimbo naturale e si perdiano estroende a che seguire su stile di bicocca. Però bicocca udun. A noi sono non sa un po' penalizzato. Condizionato, che non fida a certezza che va che scusso. Non fu un mese quindi. E non parlo al mese se in risintiano. Come invece se ha osservato sia da su travallo amusato vina sentive da registrazione de cagnetta e de carpitella stasa. C'è a canalla e sto rande a Santiago. A sua originalità del sapore e del suo potenziale di zuere. Ha fatto un meta, secondo me, la varietà di questo studio, io stavo a osservare la canalla alla lettera. Non si sta lasciando condizionare da un stile solo del trimbo del Mesopotamia. Invece, se ontra, bene o male, si solo, hanno lasciato a natura solo. Sì, non si sono stato lasciato scondizionato. No, ma in parte dell'Oreglione il suo ragionamento che Bicocca ha fatto scuola e al fatto bene vince dall'area questo argomento che... No, ormai usa la parola. Prego. Il suo travallo amusato Bicocca Zovaniddu mi pare da dire a me un altro trimbo del Mesopotamia. Bicocca andava fatta umile, un'altra che l'ha perfezionata a una maniera che la mossa saluna, ma che sta corsa sta a Marte pure che la derboata.
Sì, a Pizzinno la mantenia pure munita, no? Si vede auto timida caldo. E tanti sicuro roba si cantava bella bello. Pa soddisfazione si cazza. Beh, ha cantato Meda pure, eh. Antau me, dai. Però fatti solo. Su travallo, sono convinto che abbiamo estrapolato questa registrazione, e per orgoglio, sa canalla, le sti studiando. Beh, è che gusto dà soddisfazione a mio puro all'intendere che sul significato di questo strivaglioso quando si fa che kirka si salbida è proprio gusto, no? De aberre raidoso. No. Hai domani questi sta aperto per questa canalla di vita. Questo è importante che abbia questa possibilità che si cresca a parisi e che bappa da discussione sopra su denore. Poi, bene al merito tuo, mentre l'ha sintetizzato, è stato bene, è un bello travallo. Ma poi bisogna sa registrazione e all'alfagher intendere che s'importanza che denene, questa registrazione sono belle. Me la po' abbiamo messo andolumo a ende, però uno andolumo a ende un'ingrussata, ma poi quando l'ha sintetizzato, non prende bene viene al Babbo Natale, ando minoritto. No, poi noi pure è stata un'esperienza poi che ha trivagliato, un aro per me personalmente, ma Francolino e tutti i scompanzi, Mario e tutti i che hanno partecipato, Sabbiata de Franco. È stata una soddisfazione manna, intanto a bere sessire, a che fa che opera e a sa fine de idere finza sa qualità de su che il fatto e poi a intendere facendo su conto che sono giovani da in cara a questo trivaglio e conoscere una parte della storia del suo cantico orgoglioso proprio cabata, una storia contata in cui e ho penso a borta ti sta spessando vai te li regalo sta mia e te li devo regalare ma noi abbiamo in mano in piede è nostro un suo libro va tutta la storia nostra ebbene lui un pre talmente l'ha bene sintetizzato e lui un prende dei zammea e non ha mai ascoltato tenore si pia sul libro si la perde da pegana de se la surtare su dischetto non da pegana però che sto in intricue. E poi è il bello. Questo è un bello regalo, lo pubblicizzo a este una cosa ti tornare, este originale, No, a me su che mi piace a me è che quando l'abbiamo fatto e abbiamo separato, che abbiamo il debito separare, a fine sa scantone de ponnere in questo due il CD che bisogna sul libro, no? E abbiamo separato, la prima cosa che abbiamo dato cara a vedere che ponnere tutto uomini che hanno partecipato a questa registrazione, separare prima di tutto di rappresentare. Me lamento, ti stavo dando che stava sul libro. Che ben dai a meta, però che abbiamo separato finza scantata a mancare che vini de pago il minuto, però deve poter intendere galus a oche o sa contro su basso de domine che la facchia in una maniera originale, sua, diversa da un altro. Poi carapizzo proprio tutta questa quantità e qualità di cantico orgoglioso, no? E perché, insomma, a zico bisogna resessito, no? Bisogna fare onore a questa gente. Sì, secondo me è un problema cosuttica. Bisogna resessito e non basta lo ringraziare se sono lasciato registrare a suo tempo. Perché ho imbantanno solo. Quando noi non siamo in guerra a non spondere innanzi di una telecamera, potete essere isso in un ingalo più portare di noi a poter spessare un sistema in un futuro sviluppato mentre siamo noi in cellulare, in televisione a cada ora. Merito umano isso, si sono lasciato, si sono prestato a fare questo passaggio di cultura proprio. Dobbiamo usare un orgoglio umano a un passaggio non indifferente, questa agricoltura orgogliosa di sapere da nostra. E penso in mezzo alla vita non l'ha questo valore. E in che è stato, posso buono e posso malo, un'attenzione manna. Finza a Pascale Buesca, no, che ha poi intervistato
facendo un conto bellissimo di un'attenzione di gente furistera, dei studiosi, italianos, tedescos o svizzeros o televisiones che si sono occupati al meda de Orgosolo, finza scabadappi du namus operadores culturales orgoleso, cioè su cantatore a tenore orgolese, come poteva essere Pippino Marotto o Zio Zulianu e gente che vini intellettuale del suo luogo a Savini sconto, gente che ha battito questa cultura nostra alla vaga sconoscere a diventare importante per gente che mai si non è bevicolata in altre albide a mancare il mancato gusto, no? Magari il mancato cioccolante seguendo sul dischetto, no? Piazzi Barranca e sono attitto senza zobbo ma sono pure mancare un canale roba iniziamo politica già da tanto. Sono attitto alle grandi scelba del Ministero degli Interni e non urbidiata in Bonul, no? E l'hanno cantato, sono attitto. E renare mancare casi un accordo hanno studiato io sono ministro degli Interni a suo tempo. Io sto scelba. E fede un periodo fede un periodo gusto non solo in Orgosolo ma però ragionare chi un già si vedeva aveva senso politiche in pala. Spiegamolo a Ziguene, no? Che non si scurta mancari non comprende di tagrannare questo attitto e che viene poesia improvvisata. Di solito di improvvisare, si stumava da attitto, spesso si nascevano, poi altro hanno si stavano su io e tanto andavano su sposo, che sono onzados, e si va a loro si va a dello criticare, lo criticavano e gas. E di solito vi deve sempre due attittatori, due voci. E tanto avanza sparter di cada uno. E si los trattavano bene, già los invitavano, andavano a vinar mezzos. Si va a problema a vinar di gringonia, sull'atto, tanto studiano orros. E poi vi sempre a Zigo per fare ridere. Certamente ho sempre in metafora e a che volare su serio in allegria. Però a volte scabaravano memorizzare pure sono attitto. E esa gente poi si lo ammentaia da quello bello che siano. Però su senso, mi venendo anche hanno domandato, ma cagnetta prutta dai Servini a Orgosolo e Gasi, no? E mi ha messo una battuta del casino, intervistavo una diana, no? Cagnetta forse pensava che erano meno sindacalizzati ad Orgosolo. E si rimette da tappare Questa organizzazione. E poi siamo tutto su. E noi siamo su. Con le appare dopo. Vabbè, certo, prima il Benedetto Cagnetta, poi si è cabbatti di fatto a Carpitella e Carpitella ha fatto un trivaglio umano, in Nataletti, che viene intellettuale italiano. E poi tanto che trainato e setta tutto. E poi dopo che il Benedetto Sette ha fatto il suo film. È tutta una catena. È tutta una catena, però. E poi che siamo venuti a noi siamo fatti sulla a ultimo in qualche cosa e noi non vendesse all'altro pure. No, ma no, infatti sì, no, è che non le dobbiamo firmare, siamo il galo. Siamo giovani. Pizzino il denude, a galo che sono primo sopra. Va bene, Zilio. Noi abbiamo fatto una bella regionata e mi ha fatto piacere finza questa regionata sopra sul stile del Samesuoghe che noi abbiamo fatto che a volte a regione di voi non bessi da campo tutta questa varietà, tutta questa albidea, questa discussione sopra proprio estetica della musica, no? Invece mi ha fatto piacere che al Boca da Pizzo questa variazione che bisogna stare in Orgosolo e chi come sono torrenti a Zigu tornano aumenti pure a sa cantate antiche e tanto hanno a fare il musattero del trivaglio sparisi come abbiamo il fatto e mentre si deve essere che acaba questa settimana su questa pandemia va spesso i papà sono occasione buona de che hai l'altro travaglio mentre si tocca. E tanto grazie a Zilio per questa regionata.
Grazie al me. Grazie a voi per dare l'opportunità di mi chiacchierare e di mi chiazzare tanto sassolino dalla scarpa sopra la misura. Grazie. A te non me la sanno tanto. Azis ascoltado Modas, sas bogues de sos cantadores a tenore, su podcast de su progetto Modas. Intervistas de Bustiano Pilosu. Produzione esecutiva de Diego Pani. Registrazione audio de Bustiano Pilosu e Gigi Oliva. Editing e mixaggio de Roberto Macis. Sigla è presentata de sas puntadas de Diego Pani. Sa sigla è su ballo dorrao de Vonne, cantato dai su concordo su connotto. Su podcast de Modas est un trabalho de SISRE, Istituto Superiore Regionale Etnografico de sa Sardegna.